Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry Primal. Come potete ben vedere siamo nuovamente pronti nella nostra boscaglia a continuare la nostra avventura. Allora, abbiamo l'ultima freccia disponibile, vediamo se mi ricordo come craftare le nuove freccioline. Mi sembra che dobbiamo andare nella... vediamo un po', eccoci qua nella sezione dell'arco, crea, vediamo di prepararne 8 così siamo pronti. Possiamo addirittura incendiarle perché abbiamo raccolto il fuoco nella radura circostante. Comunque ragazzi, sono contento che i video di di Tom Clancy The Division vi siano piaciuti. Ho visto che anche Far Cry Primal vi è piaciuto, ma in particolare The Division li continueremo entrambi. Allora, abbiamo 3 cacciatori davanti a noi. Proviamo a prendere il primo. Il nostro gufo ce li ha fatti rivelare. Vediamo se possiamo prenderlo in testa. Attenzione, fuoco! Non l'ho preso. Ah, l'ho preso, perfetto, ma non in testa. Eccolo un altro, beccato. Un altro ancora. Aia, mamma mia. Eccolo che si avvicina. L'ho colpito. Eccolo. Beccati questo, colpo alla testa. Dietro la roccia. Eccolo che si avvicina. Le frecce a parabola ci arrivano. Boom. Colpo alla testa. Mamma mia. Perfetto. Anche un dito, una falange semidistrutta. Perfetto. Ok, abbiamo l'ultima clava. Allora, usa la... Mamma mia, abbiamo incendiato tutto. Allora, abbiamo recuperato le nostre frecce. Qua c'è della carne, se non sbaglio. Possiamo frugare. Quanto ne abbiamo presa? Una. Qua che abbiamo? Qua c'è un lupo scannato. Ah, ancora della carne. Allora, premiamo Q. Vediamo se possiamo realizzare un'esca. Perfetto. Segui la scia di sangue fino alla tana del lupo. Vediamo un po', tieni premuto V. Eccola qua, eccola qua. Dovrebbe essere da questa parte. Ecco perché non mi piace ragazzi, come vi ho detto, l'impronta di zampa e di sangue. Perfetto, dobbiamo seguire questa strada. Qua cosa c'è? Che cos'è? Un cinghialotto, lo lasciamo vivo. Procediamo sulla sinistra. Perfetto. Dai, vediamo cosa c'è qua sopra. I lupi sono vicini. Eccolo qua. Qua cosa c'è? Cos'è questo? Un giaciglio? La tana del Walka. Andiamo. Eccolo là. Allora, prepara delle esche dalla ruota delle armi. Lancia l'esca per attirare delle belve. Quando l'animale sta mangiando ci possiamo avvicinare. Premere ovviamente E per domarlo. Premi B per vedere le belve che abbiamo domato. Allora, prendiamo immediatamente la nostra... Oh, eccola là. L'ho lanciata, eccola qua, perfetto. Piano. Vediamo se riusciamo a domarlo. Dai. Dai che ci stiamo avvicinando, non facciamo i frettolosi. Dai, calmo. Aspetta. Perfetto. Ah, è diventato il nostro animale di compagnia. Il nostro animale domestico, perfetto. Allora, comandare le belve. Puoi ordinare alla tua belva di attaccare un bersaglio o di dirigersi in un punto. Mira con il tasto destro e premi con G per dare l'ordine. Quando la tua belva è ferita premi E per curarla con della carne. Se muore la possiamo rianimare dal menu delle belve con la B. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Perfetto, andiamo sulla K e selezioniamo una nuova abilità nel menu sempre di sopravvivenza. Vediamo di sbloccare la cura in corsa, che è molto importante nelle battaglie ravvicinate. Allora, possiamo uccidere gli avversari tenendo premuto il tasto destro e la G per inviare la nostra belva. Andiamo, ti seguo anch'io. Potremmo cavalcarla, faremmo meglio. Ok, gli Udam devono essere qui. Bene. Alt per richiamare la nostra belva. Ok, perfetto. Vediamo un po' dove dobbiamo andare adesso. Per esempio, mandiamola in quel punto. Ok. Ah, guarda chi c'è qua. Ehi là. Ce ne devono essere altri. O è l'unico? Eccolo un altro. Vai. Perfetto. Benissimo. Raccogliamo la nostra freccia. E il menu delle belve, vedete ragazzi, è molto, ma molto dettagliato questo Far Cry Primal. Abbiamo la possibilità di personalizzare veramente molto
molte più cose rispetto a Far Cry 3 o a Far Cry 4. Come potete vedere possiamo andare addirittura nel menu delle belve per assegnare delle abilità al nostro, per esempio, lupo bianco. Eccolo qua, possiamo... Eccolo qua, attenzione. Abbiamo terminato la nostra missione. Allora, eccola qua. Potete vedere che ha una velocità abbastanza elevata, una furtività equivalente, una forza bassa. Però possiamo domare davvero di tutto, dalla tigre dei denti di sangue all'orso delle caverne, al giaguaro e così via. Ci sono davvero diverse personalizzazioni. Abbiamo intanto 3 nuovi abitanti per la nostra causa. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Questa è il nostro villaggio. Credo che possiamo viaggiare velocemente per continuare la nostra storia. Durante la notte possiamo imbatterci anche in dei pericoli, quindi possiamo incendiare le armi per riuscire a scacciare particolari avversari. Lo spostamento rapido lo conosciamo ormai da 5 anni. Buongiorno, anzi buonasera. Allora, Smarka katguar ti chaskaman chlausarsh. Machi winja guamarsh, haguapa ti pacharsh. Aish kauha damshamas. Ulashwai shwaida. Winja cha ti chaya. ok. Allora, per costruire il villaggio, vediamo cosa dobbiamo fare. È un rifugio sicuro, migliora le capanne per sbloccare abilità e armi. Le risorse nella terra di Oros sono le solite: legna, canner e così via. Premi H ed esamina il villaggio e sacco per avere altre informazioni. Quando hai le risorse insufficienti, vai al villaggio e cerca le capanne da migliorare. Bene. Allora, la capanna, per, come dire, migliorarla, aggiungere dei miglioramenti, dobbiamo trovare una pelle di cervo. Allora, vediamo un po'. Missioni per Sylar la raccoglitrice, abilità da raccoglitore, ricette mimetismo, oggetti gratis. Quindi sicuramente dobbiamo cercare roba. Allora, vediamo un po'. Abbiamo bisogno di 2 pellicce di cervo. Intanto vediamo se possiamo procedere verso nord, che c'è un'altra missione disponibile. Bene. Qua c'è un ruscellino. Perfetto. Ok. Allora, vediamo cosa ha da dire il nostro sciamano qua. Bausaugas, Winjayi su Dijam, ma Samquai Dausa. Ma... Daiwa capanna sacra. Dobbiamo fare adesso i costruttori. Bene. La capanna ha bisogno della pelle di lupo, quindi dobbiamo andare, ragazzi, a caccia. Anche di notte, non importa. Anzi, meglio. Allora, vediamo un po' dove siamo. Noi siamo precisamente da questa parte. Abbiamo bisogno... Vediamo se possiamo procedere intanto verso questo luogo. Vediamo di analizzare un po' meglio la situazione e di cacciare 2 cervi e un lupo. Bene, si parte. Abbiamo intanto 8 frecce. Se non sbaglio... Come si apriva quella? Ecco. Abbiamo anche 2 lance e abbiamo una clava. Quindi possiamo essere soddisfatti. Incendiamo la nostra freccia per farci un pochettino di luce. Che sono questi rumori? Ah, quello deve essere un cervo. Qui ce n'è un altro, una specie di cerbiatto. Dovremmo spegnerla però. La nostra... Ecco, spegniamo il fuoco. Perfetto. Lì cosa c'è? Cos'è quello? Non credo che sia un cervo. Vediamo un po'. Quello è un cervo. Siamo pronti? 1, 2, fuoco! L'ho preso? No, l'ho mancato. Maledizione. Ma come? Vai! Ancora! Vai! Ma com'è possibile? Devo riuscire a... Ah, perfetto. Dobbiamo contare anche la nostra forza di gravità. Eccolo, cervo ferito che con la freccia... poverino, è morto, eccolo là. Quello deve essere una caprettina, ma non ci interessa. Lì abbiamo un'altra caprettina. E ci sono cinghialini qua, ok. Vediamo se possiamo andargli incontro. Il cervo, eccolo qua. Vediamo se possiamo scuoiarlo. Pelle di cervo. Grasso animale. Ci serve un altro cervo. Ne abbiamo visti 2 se non sbaglio. Vediamo un po'. Ah, qua ci sono le frecce che abbiamo gettato. Perfetto. Ok.
Eccolo là, ragazzi, altro cervo davanti a noi. Vediamo se possiamo scavalcare questa collinetta. Eccolo che si avvicina. Tum! Non l'ho preso. Maledizione. Ah, dai, devo riuscire a calcolare bene le distanze. Vediamo un po'. Se non sbaglio era qui, dall'altra parte. Eccolo là. Allora, vediamo un po', concentriamoci. Chi c'è qua dietro? Ehi, chi è? Oh, guarda questo. No, ma non ci credo, dai, pensavo che era innocuo. Ma dai, ci ha ammazzato un cinghiale. Ma dai, vediamo se possiamo raccogliere questa carne di cervo, dai. Allora ragazzi, siamo di nuovo qui. Veramente non pensavo che quel maiale potesse attaccarci. Ecco qua l'altro cervo. Maledizione, ma come faccio a mancarli? Cioè, il rosso è qui, perfetto. Cioè, io non riesco. Cioè, avevo una mira su Far Cry 3. Oh, perfetto. L'abbiamo eliminato. Allora, vediamo di raccogliere la sua carne, perfetto. Benissimo, e anche la sua pelle. Adesso possiamo andare finalmente a completare la nostra capanna. Allora, torniamo. Ci serve ancora la pelle di lupo, ma cercheremo adesso di trovarla più avanti. Intanto vediamo di farci un altro paio di frecce. Perfetto. Allora, torniamo alla capanna. Deve essere qui. Ok. Avanti, avanti, avanti. Eccoci arrivati. Probabilmente il sole starà per sorgere. Siamo quasi alle 5:30 del mattino, probabilmente. Allora, eccoci qui. Forza. Dov'è? Miglioriamo. Smarkaka, Rashtar. Bene, accettiamo la ricompensa. Siamo riusciti a migliorare la popolazione e a quanto pare c'è una nuova missione. Ok. Dove sei? Ah, Kuzbas winjatan hichlawam. Nakwaida shanchirsh. ho capito. Ma che è successo? Takar. Ma non ho capito. Cosa stavi dicendo? Com'è finita la nostra... Cosa dovevamo fare? Ah, è l'alba, vedete? Ok. Sali? Ah, ecco qua sopra. Ho capito che senti gli Wenja gridare ogni notte. Ma noi cosa dobbiamo fare? Ci dovresti assegnare qualcosa da fare. Intanto lì c'è quell'altra missione che dobbiamo portare a termine, cioè la carne di lupo. Un lupo sarà difficile trovarlo da queste parti. Ok. Intanto vediamo di andare da questa parte. Ah, ecco qua. Dovrebbe essere questa una missione secondaria. Ma intanto io vorrei andare in quel campo. Allora, le risorse quotidiane. Non sono riuscito a leggere. Perfetto. Andiamo a 1000 metri dalla 1000 passi anzi dalla nostra posizione. E allora, finalmente è l'alba. Abbiamo cacciato per tutta la notte. Dobbiamo imparare per bene come lanciare queste frecce. Pensavo che quella di prima era una capretta tipo questa. Invece era un cinghialone enorme. Ci dava fastidio. Allora, qua intanto c'è qualcosa. Coda fratello orso. Vediamo se possiamo raccogliere. Cosa c'è qua? Legno duro, perfetto. Carne, ci serve. Ok, siamo quasi pieni. Potremmo aprire una macelleria. Vediamo un po'. Andiamo a raccogliere qua questa roccia. E procediamo verso nord. Allora, vediamo se intanto possiamo liberare questa posizione che c'è in alto a destra. Verso nord. Attraversiamo il guado che abbiamo davanti. Attenzione. È una diga effettuata dai castori questa. Castori grandi lavoratori, Perfetto. Vorrei trovarlo un castoro da queste parti. Che è questo rumore? Ehi! Ehi, 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 ma perché? Oh, mamma mia. Andiamo di raccogliere le nostre lance. Che cos'era questo? Un cane? Una specie di coyote. Meno male che queste lance sono molto efficaci nel combattimento ravvicinato. Attenzione, c'è qualche altra cosa qui. Eccoli. Ehi là! Oh no! Oh no! Oh no! Mamma mia! Vai via! Vai via! Vai via! Eccolo ancora! Ancora! Questi dannati cani! Eccolo! Vieni qua! No! Perfetto! Wow! Sì, la loro carne per adesso non ci interessa. Lasciamola perdere. Una nuova lancia ci può sempre aiutare. Ne possiamo fare un'altra. Munizione al massimo. La incendiamo pure, dai. La possiamo incendiare, dai. Meglio così.
Abbiamo un accendino sempre a portata di mano. Non so come fa a creare il fuoco così in un secondo, però 120 passi a nord, scaliamo questa bella collina. Non sono abituato a utilizzare questa specie di istinto alla Hitman, però vorrei non usarlo, anche se è molto difficile non usarlo, perché orientarsi in questa boscaglia è molto difficile. Allora, lì ci sono gli invasori Wenja, come potete vedere. Chiamiamo il gufo dall'alto, il quale andrà a osservare la situazione dall'alto. Non credo che possa essere visto. Eccolo qua. Che stanno combinando? Sono attaccati da qualcosa, credo. Vediamo chi c'è qui che li sta attaccando. Un giaguaro o qualcosa. Ok, li abbiamo individuati, benissimo. Frecce. Eccolo là, cacciatore Wenja davanti a una tensione. Altro. Chi c'è? Ah, ancora. No! Questo è pesante. No, corri, corri, corri. Ma dai, non è possibile. Forza, 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 forza. Dai, curiamoci. Mangiamoci sto pezzo di carne. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Ci sta inseguendo un giaguaro. No, vai, girati. Dov'è? Beccati questo. Mamma mia, ma non è possibile però giocare così. Attenzione, altro bersaglio davanti a noi. Beccato.